Notte da incubo anche nell'Agrigentino per il vento. Il presidente della regione ad Agrigento per inaugurare una mostra sulla città degli anni 30. L'aria di Natale nel quartiere, grazie ai cittadini. Nella pagina sportiva calcio e festa del CONI. Benvenuti su TVA Notizie. Come avete sentito dai titoli, notte da incubo, quella trascorsa per il maltempo. Vediamo il servizio di apertura. Notte da incubo, quella trascorsa per le fortissime raffiche di vento che hanno interessato Agrigento e la provincia, creando un super lavoro per i vigili del fuoco. Il maltempo, come al solito, ha causato difficoltà nella circolazione in Viale dei Giardini a San Leone, dove non si vuole proprio intervenire per risolvere definitivamente il problema degli allagamenti e del fango per strada. Gravi danni anche a Palma di Montechiaro, molti i pali della luce abbattuti dal forte vento in città, a Favara e a Grotte. Per fortuna solo spavento per l'autista dell'auto presa in pieno da un pino abbattuto in via passeggiata archeologica. Problemi anche sul fronte dell'illuminazione pubblica e privata, con la luce a singhiozzo nella zona di San Leone. Per fortuna non si sono registrati danni alle persone. Ingenti danni registrati tra Alcamo e Castellammare del Golfo a causa del forte vento delle scorse ore. Attimi di panico quelli vissuti nel corso della tarda serata di ieri, venerdì 13 dicembre. Le raffiche in alcuni punti del limitrofo territorio trapanese e palermitano hanno raggiunto i 100 km/h, rendendo impossibile la viabilità. Nel comune di Alcamo tanti tetti scoperchiati tra via Ugo Foscolo, piazza della Repubblica, zona Sant'Anna e via Gammara. Danni registrati anche in via L'Europa, in zona Cimitero e in via Madonna del Riposo. Gravi danni al tetto del centro commerciale Brico Center. Diverse inoltre calcinacci caduti in strada, a causa dei quali molte auto sono state danneggiate. Alberi caduti in via San Gaetano, via L'Europa, via Narice e piazza Pittore Renda. Gravi danni anche al Palaverga, palestra comunale Grimaudo. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo, della Croce Rossa e della Protezione Civile. Al lavoro da ieri anche la polizia, carabinieri e polizia municipale. Una città, quella di Alcamo, completamente stravolta. Per strada sono finiti indumenti, bidoni per la raccolta dei rifiuti, col serio pericolo di ferire animali e passanti. Attualmente le raffiche sembrano essere calate di intensità. Stamane la gente si è regolarmente recata al lavoro ed appare normale anche la viabilità urbana. Intanto ieri la Protezione Civile regionale aveva diramato per le prossime 24-36 ore l'allerta meteo, a causa di forti venti di burrasca, con raffiche fino a tempesta violenta e forti mareggiate lungo le coste. Nel capoluogo di regione diversi gli alberi sradicati dalla furia del vento, finiti sulle auto e per strada. È successo al Foro Italico, nella borgata marinara di Mondello e nella centrale via Dante. Danni anche in provincia, con diverse strade chiuse per la presenza di grossi alberi. Il presidente della regione Nello Musumeci ad Agrigento per inaugurare una mostra sulla città degli anni 30. Arturo Cantella. Presidente, di nuovo ad Agrigento a inaugurare questa mostra, una mostra sicuramente a lei particolarmente cara, anche per ciò che rappresenta. Sono contento di tornare ad Agrigento, dicevo poco fa come il buon padre di famiglia che deve stare accanto ai figli che ritiene più fragili. Quella di Agrigento è una provincia che vive condizioni di difficoltà maggiori rispetto ad altre province dell'isola e qui bisogna ricominciare da quello che già c'è, cioè dal passato, perché il futuro di Agrigento è nel suo passato. Noi dobbiamo puntare ad un'agricoltura di qualità nell'Agrigentino e a un turismo culturale che non deve inseguire miracoli ma deve solo valorizzare la materia prima di cui già dispone. Questo deve saper fare la Regione con l'aiuto del Comune, di tutti i comuni della provincia, dei soggetti pubblici e dei soggetti privati. La mostra Città Aurea è una bella iniziativa della sovrintendenza perché accende finalmente un riflettore sulla architettura urbana degli anni 30, di cui Agrigento si vanta avere testimonianze assai significative.
un modo per saper leggere il nostro passato e per capire verso dove dobbiamo andare. Nel frattempo lavoreremo per riqualificare la casa Pirandello, che non mi piace nelle condizioni in cui si trova, è in stato di abbandono, riqualificare la biblioteca regionale intestata sempre a Pirandello, il parco archeologico ha bisogno, il museo archeologico ha bisogno di alcuni interventi significativi, e poi ho parlato con i vertici del parco archeologico della Valle dei Templi, e anche lì c'è bisogno di personale che sia riconoscibile, con decoro, in divisa, servizi igienici puliti, segnaletica efficiente, il posteggio che non deve creare disagi. Insomma, chi viene da noi non deve poi alla fine dire "ca non ci torno più". Chi viene da noi deve poter tornare alle proprie case per dire "la Sicilia sta cambiando". La mostra nasce innanzitutto per il volere del Presidente della Regione, che ha individuato nelle 9 province siciliane le città auree. Noi siamo la seconda di questa esperienza della soprintendenza, delle 9 soprintendenze siciliane, e come diceva lui ora nell'intervento che ha appena finito di fare, alla fine dell'anno prossimo troveremo tutte queste esperienze legate insieme in una delle grandi sale dell'Albergo delle Povere a Palermo. È un'esperienza straordinaria perché individua un momento preciso del razionalismo italiano e siciliano in particolare. Agrigento era una città rurale negli anni 20, per cui in quel periodo del razionalismo la città ha subito un ammodernamento attraverso interventi di urbanistica e di architettura, con grandi architetti, l'ingegnere Del Debbio, Marzoni, eccetera, che sono tutte individuate in questa esperienza che troveremo nella mostra che ha messo a disposizione i locali del foyer, come sapete, il direttore di Banca Italia. L'area natalizia nel centro storico, ma grazie ai cittadini. Sara Gallo. C'è un luogo in città dove l'atmosfera natalizia, quella più amata da tutti per la serenità e la gioia che questa trasmette, si respira profondamente. Un luogo dove i cittadini hanno messo da parte la facile via della lamentela, mettendo al primo posto la voglia di darsi da fare per decorare le strade a festa per il Santo Natale, con addobbi semplici e fatti a mano, facendo della città la propria casa. Anche questa volta ci troviamo al centro storico di Agrigento. Noi come quartiere appartenente alla parrocchia San Michele Badiola stiamo cercando di mantenere vive le tradizioni, soprattutto per il periodo natalizio. Ricordo sin da piccola quando è stato realizzato il nostro amato presepe del nostro centro storico, e le persone proprio che appartengono alla nostra parrocchia installavano le luminarie. Ora la cosa si sta divulgando perché oltre a San Girolamo la cosa si è allargata anche a San Michele e Via delle Mura, perché tra noi vicini stiamo cercando di instaurare un rapporto molto più unito, in modo da mantenere la strada pulita e decorosa. Ora abbiamo un altro obiettivo da raggiungere, quello di un obiettivo è stato già raggiunto, quello di sistemare la villetta di Via delle Mura. Ora, per completare proprio il nostro progetto, vogliamo installare dei giochini che già un tempo c'erano, con l'aiuto del comune o anche con l'aiuto di privati. Devo dire che qualcosa già è stata raccolta, però è un po' poco per l'obiettivo che noi abbiamo. Quindi cerchiamo di essere uniti per il bene comune. È pervenuta in redazione la segnalazione denuncia di un nostro telespettatore sul comportamento di un autista di un mezzo pubblico. Noi la passiamo così come c'è pervenuta, con la foto allegata.
Stavo percorrendo il tratto di statale 640, scrive il nostro telespettatore, nei pressi della rotonda degli scrittori, dove è collocato l'autovelox, procedendo alla velocità prevista di 40 km. Dietro di me, quasi attaccato, un pullman della SAIS, il cui autista mi sorpassa sulla destra e va via. Scopro dopo che il mezzo era diretto al deposito di Viale Emporium. Ovviamente condanno, scrive ancora il nostro telespettatore, il comportamento che avrebbe potuto mettere a rischio anche la mia incolumità. L'episodio sarebbe avvenuto questa mattina intorno alle 10:45. E adesso prima pausa per la pubblicità. C'è stato un arresto dei carabinieri nel centro storico di Agrigento. Vediamo. I carabinieri della stazione di Agrigento, senza mai abbassare la guardia sul versante dello spaccio di stupefacenti in centro storico, hanno messo a segno l'ennesimo arresto nel cuore della movida cittadina, un duro colpo inflitto agli spacciatori di sostanze stupefacenti, venditori di morte che vendono a giovani e giovanissimi durante il weekend, specialmente nelle ore serali e notturne. Si tratta di una prima tranche del seguito dell'operazione Piazza Pulita. Giovedì sera l'attenzione dei militari dell'Arma si è concentrata su via Atenea e per i vicoli e vicoletti vicino ai principali locali della movida. Un gambiano 18enne, notato dai carabinieri a girarsi con fare sospetto in prossimità dei locali e dei gruppi di giovani potenziali clienti, è stato notato e prontamente controllato. Immediata la decisione di sottoporlo ad una accurata perquisizione che ha confermato le aspettative dei militari. In tasca ed occultate nei vestiti, il giovane pusher aveva decine di dosi di marijuana e hashish già pronte per la vendita, per un peso totale di 150 grammi, assieme a un coltello a serramanico e più di 300 euro in contanti, verosimilmente provento di altre gestioni di droga. Il pusher arrestato è stato poi portato al carcere di Lorenzo di Agrigento. Prosegue dunque sulla scia dell'operazione Piazza Pulita, già eseguita la scorsa primavera in via Vallicaldi e piazzetta Ravanusella, il contrasto al traffico di droga al fine di consentire ai giovani di divertirsi sì, ma lontano da pericolose tentazioni. L'operazione dell'altra sera rappresenta sia il seguito del precedente filone investigativo sui pusher del centro, sia il filone parallelo che, assieme ad una progressiva attività di regolarizzazione delle modalità di svolgimento della vita notturna in centro, tende a restituire la giusta serenità ai residenti di via Atenea e dintorni. È arrivato il giorno di Carchinos, il premio alle eccellenze agrigentine, attesa per la manifestazione che si terrà allo Spazio Temenos. Vediamo il servizio. È arrivato il giorno di Carchinos, il premio alle eccellenze agrigentine scelte da una giuria di qualità. Il premio, ideato da Carmelo Cantone, è giunto alla 4ª edizione. La manifestazione si terrà allo Spazio Temenos di via Pirandello. A condurre la serata sarà Elettra Curto. Carchinos è anche divertimento e sono tante le sorprese come è avvenuto nelle precedenti edizioni. Il premio speciale è stato assegnato al generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano, ma ci sono delle menzioni speciali. Una è quella che verrà consegnata al colonnello Giovanni Pellegrino, comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, al quale è riconosciuto il grande impegno profuso ogni giorno a tutela delle persone per bene. Tra i premiati anche un giovane pasticcere reduce dalla competizione per aggiudicarsi la Coppa del Mondo di gelato. Si tratta di Calogero Taibbi di Castrofilippo. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Culturale Antiche Tradizioni Popolari e gode della collaborazione di un team coordinato da Carmelo Cantone. Un omaggio agli attori con la manifestazione Mascherone d'Oro. C'è il servizio di Arturo Cantella. È un premio che la l'ECS ha voluto organizzare per onorare anche chi nel teatro quotidianamente si spende. Un premio denominato Mascherone d'Oro. Perché? Perché appunto rappresenta questo premio una maschera, il mascherone, che era usato nell'antica Grecia proprio per far sì che
anche la voce degli attori potesse essere amplificata, perché ovviamente era fatto in materiale metallico, ovviamente di varia fattura. Ma oggi questo mascherone l'abbiamo riproposto, l'abbiamo proposto ai giorni nostri per far sì che ci sia un collegamento importantissimo tra la cultura e la nostra storia, perché la nostra storia è qualcosa di importante e che noi vogliamo celebrare, ma anche non solo la nostra storia antica, ma anche tutte le persone di tutti i grandi personaggi del nostro tempo, ma anche di qualche anno fa, che hanno arricchito il panorama culturale italiano, specialmente nel teatro, specialmente in ambiti artistici. Quanto è importante organizzare questi eventi? Un popolo senza cultura è un popolo realmente molto triste e molto grigio, e noi dobbiamo sempre invogliare, dobbiamo sempre spingere il nostro territorio, la nostra città di Agrigento, la nostra provincia di Agrigento e perché no anche la Sicilia, a esprimere tutti quei sentimenti artistici che sono dal teatro all'arte, alla cultura in genere, perché un popolo senza cultura è realmente un popolo che ha grandi difficoltà, però dalla cultura poi può nascere anche il lavoro, dalla cultura possono nascere delle situazioni molto importanti. È ovvio che il teatro serve a sensibilizzare, noi questo vogliamo fare, vogliamo usare il teatro come elemento educativo e perciò di aggregazione e di integrazione sociale. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo evento e veramente sono state tantissime, hanno fatto un grandissimo gioco di squadra. Agrigento 2020, che sono 2600 anni di storia, noi abbiamo messo in calendario una serie di iniziative, soprattutto teatrali e culturali, ed abbiamo elencate questa sera qua, diciamo, sul palco del premio organizzato dall'ACS. Ma oltre a queste manifestazioni che faremo, porteremo avanti una serie di iniziative assieme sia all'ACS che a altre compagnie, ma soprattutto andremo a valorizzare tutte quelle compagnie amatoriali che oggi svolgono un ruolo importante sulla città, ma che vengono poco considerate. Lei faceva anche un appello affinché il Teatro Pirandello si apra alle compagnie amatoriali. Sì, il Teatro Pirandello non solo deve portare le grandi compagnie, ma deve essere vivaio, deve costruire un vivaio per tutte quelle compagnie teatrali che sulla città ogni giorno si spendono e creano cultura. Ecco, come turismo che dato mi dà relativamente un po' ai flussi turistici della regione Sicilia, visto che lei è braccio destro dell'assessorato? Il flusso turistico in Sicilia va bene, solamente che c'è tanto da fare, tanto da migliorare, dobbiamo creare dei segmenti, e lo stiamo facendo tramite anche l'assessore Messina, dei segmenti nuovi come quello dell'enogastronomia, come quello dei cammini e non solo, e stiamo puntando pure molto sul turismo croceristico. Imprese balneari volano per il turismo, un convegno della CNA. Vediamo. Si discute oggi delle imprese balneari come volano per il rilancio turistico. Ecco, la CNA protagonista di questo interessante confronto, che vede anche una partecipazione anche del Presidente della Commissione Ambiente. Sì, all'Ars è stata approvata una norma che recepisce praticamente la normativa nazionale, che allarga la scadenza delle concessioni demaniali di 15 anni. È un evento molto importante perché questo dà intanto una prospettiva nuova e diversa agli imprenditori del settore balneare, dà la possibilità di accedere al credito, di guardare in prospettiva con un certo senso di stabilità rispetto all'incertezza che c'era fino a qualche giorno fa. La politica, quando recepisce le attese del territorio, naturalmente fa delle norme eccellenti, e questa è una norma eccellente per il territorio siciliano, atteso che la Sicilia l'isola ha diversissimi imprenditori nel settore del balneare. Certamente è un incontro importante perché appunto è un momento di confronto con gli operatori degli stabilimenti balneari dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea regionale siciliana di questa norma che consentirà l'estensione delle autorizzazioni, delle concessioni demaniali marittime. Tutto sarebbe scaduto nel prossimo anno e quindi sarebbero state delle difficoltà per gli operatori del settore. Invece con questa nuova legge, con la norma che è stata appena approvata, ci sarà la possibilità per le imprese di avere maggiore certezza, di poter effettuare investimenti e di poter avere un futuro più sereno. La CNA ha sostenuto questa battaglia
battaglia e grazie anche all'appoggio e alla sensibilità della Commissione Ambiente presieduta dall'onorevole Savarino e anche dall'impegno dell'assessore Cordaro, oggi abbiamo raggiunto questo importante risultato. Questa è la dimostrazione che quando le istituzioni politiche dialogano con il territorio i risultati arrivano. È importantissimo perché rischiavano tutte le imprese balneari di saltare a Capodanno col 2020, il che vuol dire che persone che hanno fatto investimenti, che hanno dato occupazione, che portano turismo, si ritrovavano senza più prospettive. Questa Bolkestein era un problema, poi a livello nazionale hanno scelto di derogarla e hanno approvato una normativa, peraltro proposta dal governo, e noi l'abbiamo recepita. E recependola, peraltro, a differenza di altri, noi abbiamo previsto che siccome rinnoviamo per 15 anni le concessioni demaniali e quindi diamo prospettive alle imprese balneari che così possono anche accedere a credito, mentre fino a ieri le banche non davano nessuna possibilità, nel dare la proroga però faremo un'istruttoria, per cui l'assessore sta stilando un decreto che detta le modalità, che passerà nella mia commissione e che prevederà che le concessioni nell'essere prorogate dovranno rispettare alcune indicazioni, quindi l'accesso per i disabili, i corridoi liberi tra un stabilimento e un altro, la battigia libera e una serie di condizioni che fanno sì che la spiaggia resti fruibile ma che queste imprese creino sviluppo. Ci sono dei dati importanti, l'impresa balneare crea occupazione in Italia per tantissime persone, in Sicilia è sfruttata ancora minimamente perché c'era una normativa che imponeva i piani di utilizzo marittimo che solo il comune di San Vito Lo Capo ha approvato. Con il governo Musumeci abbiamo dato la possibilità di presentare anche delle richieste in attesa che i comuni facciano questi piani che ancora non hanno fatto, perché non possiamo fermare un'economia che, ripeto, dà posti di lavoro e attrae turismo. Il turista che viene in Sicilia deve poter fruire di una serie di servizi che sono disponibili a pagare e che però devono trovare. Allora dare continuità e dare prospettiva all'impresa dei balneari vuol dire dare un'offerta turistica migliore a chi arriva e quindi offrire una Sicilia che guarda al futuro, come sanno già fare da tanti anni in regioni in cui non hanno il mare come il nostro, penso a Rimini e Riccione. La loro offerta turistica è tutta concentrata sui servizi piuttosto che sulla qualità dei mari. Noi cerchiamo di fare entrambi. Ovviamente la valutazione non potrà precedere la lettura precisa della legge, quindi attendiamo che il disegno di legge si trasformi in legge e quindi di poter leggerne esattamente i dettagli e soltanto allora potremo valutare le possibilità di applicazione positive che penso comunque che saranno così. Noi siamo qui, partecipiamo in maniera positiva a questo convegno per significare la nostra vicinanza, la vicinanza della Capitaneria di Porto alle imprese che vogliono ovviamente affrontare questi cambiamenti normativi che anche noi giustamente come operatori e come soggetti che devono tutelare la legge devono ovviamente in primis studiare e poi far applicare. È chiaro, un passaggio epocale, si passa con questa normativa a dare nuova linfa dal punto di vista delle possibilità lavorative per le imprese balneari. È chiaro che noi seguiremo attentamente questo passaggio, saremo sempre lì anche in funzione, come dire, di supporto sia delle istituzioni e sia ovviamente degli imprenditori che vorranno avere da noi una mano anche nel rispetto delle normative. Qualcosa si sta muovendo per installare le casette dell'acqua ad Agrigento, che saranno comunque meno di quelle previste. Presto dovrebbero sorgere al villaggio Mosè, in piazza Ugo La Malfa, Fontanelle, Quadrivio Spinasanta e Villa Seta. Ad aggiudicarsi la gara è una ditta di Serra di Falco. E adesso la seconda pausa per la pubblicità e dopo di nuovo insieme. Inaugurata ad Agrigento una sala polifunzionale di telefono aiuto. Arturo Cantella. Oggi è un momento importante, Telefono Aiuto inaugura la sala polifunzionale. Ecco quanto
è importante e quali saranno, diciamo, gli obblighi cui voi siete destinati a fare? Sì, questa sera inauguriamo la sala polifunzionale del centro antiviolenza, un'altra tappa importante per la nostra associazione perché da oggi avremo un altro punto di riferimento anche per le associazioni del territorio, perché la rete antiviolenza è anche questo, lavorare anche per il territorio, quindi la nostra sala di formazione sarà punto di riferimento per gli operatori del territorio che vorranno specializzarsi sempre più nella formazione contro la violenza, quindi gli esperti del telefono aiuto insieme con gli operatori e i professionisti del territorio avranno quindi un altro punto insieme per poter condividere la formazione. Facciamo anche un appello a chi vuole denunciare, che è importante, no? Sì, è importante denunciare, ma anche semplicemente chiedere informazioni, quindi invito a chiamare il nostro centro, a formulare il nostro numero che è molto semplice, 0922 22 922, in maniera tale da poter avere delle informazioni da operatori esperti. Sì, l'obiettivo principale è quello di essere sempre vicino alla gente. Abbiamo questa possibilità adesso di una bella sala formazione con oltre 70 posti, è una sala polifunzionale, quindi possiamo fare dall'attività culturale anche ricreative, diciamo così. E quindi l'obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla cultura della non violenza per sempre divulgare fin da piccoli che la violenza non è possibile, non è una cosa normale, e quindi di lanciare questo messaggio. È un'iniziativa importantissima e noi siamo molto vicini con le associazioni che fanno rete su un fenomeno quale quello della violenza di genere, che è purtroppo molto sentito e a livello della collettività e anche a livello istituzionale, per il quale noi disponiamo una serie di strumenti atti a combatterlo. Facciamo rete con le associazioni perché ci aiutano a fare luce sul fenomeno e a togliere le vittime dai soprusi quotidiani a cui sono sottoposte. Siamo giunti alla pagina sportiva per il calcio. Ascoltiamo Carmelo Lentini. Inizia a scaldarsi la vigilia del match Akragas-Dattilo. La compagine palermitana, che domenica scorsa è stata sconfitta per la prima volta dalla Canicattì, giocherà all'Esseneto contro l'imbattuto Akragas. L'adrenalina per questo match d'alta quota ha iniziato a salire ed in queste ultime ore il presidente Giovanni Castronovo ha svelato dei retroscena avvenuti quest'estate e ultimamente in occasione dell'attuale calciomercato invernale. Michele Fragapane, un giocatore agrigentino, ha dichiarato lo stesso patron biancazzurro, figlio della città di Agrigento che aveva dato la disponibilità a giocare tra le fila biancazzurre, alla fine per una questione economica si è accasato presso la squadra palermitana. Il loro metodo era convincere i calciatori promettendo uno stipendio superiore a quello pattuito tra gli atleti e l'Akragas, situazione analoga anche per un altro calciatore che l'Akragas cercava, Elio Nigro. La situazione si è ripetuta anche durante la campagna acquisti invernale, contattando Giovanni Taormina che, essendo una persona seria e di parola, e continua ancora Giovanni Castronovo, non ha ceduto alle lusinghe del Dattilo. Domenica, conclude sempre il presidente biancazzurro, sono certo che ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Se dovessimo vincere sarebbe un grosso contraccolpo psicologico per il Dattilo. Avvicinarsi all'avversario e nel giro di 15 giorni passare da +8 a +2 farebbe sentire il fiato sul collo a chi sta davanti. Questa penultima gara di andata del campionato di eccellenza Girone A tra Akragas e Dattilo sarà diretta da Giuseppe Lascaro di Matera, il quale verrà assistito da Francesco Quattrotto e Marco Chillè, entrambi della sezione di Messina. E noi invece da un'ottima partita, non dico esaltante, però molto buona, e quindi le due cose probabilmente facciamo finta che a livello psicologico possa essere di nostro vantaggio, ma fondamentalmente poi non è così, poi conta il campo, è come ti sei approcciato alla gara e come ti sei approcciato all'avversario principalmente. Squadra sicuramente tosta, squadra buona. In questo campionato, ve l'ho detto già prima, non c'è nessuno più forte dell'altro, quindi ce la giochiamo e domenicalmente chi interpreta meglio la gara, secondo me la fa. Quindi tutta la settimana noi siamo stati sul pezzo e quindi
speriamo bene di aver indovinato tutte le linee guida affinché questa domenica possa essere dalla nostra parte la fortuna. Come stanno reagendo i giocatori che erano un po' indietro con la condizione fisica? È una domanda sicuramente pertinente, però non possiamo ancora, io non posso andare ancora a sondare il lavoro specifico in profondità, perché in un momento così, specialmente in fase invernale, dove troviamo i campi duri, dove c'è terra battuta, i campi molle, dove c'è il campo nostro. Avete visto domenica la fatica che si è fatta, specialmente nel finale del secondo tempo, scivolava, quindi le gambe partivano, qualcuno è uscito per crampi, quindi sono tutte situazioni che dobbiamo sempre avere presenti e non fare un programma obbligatorio, perché dobbiamo, purtroppo, dico, e forse è un bene anche questo, che usiamo il ragionamento e guardiamo quello che abbiamo fatto ieri, questo cosa facciamo oggi e dove dobbiamo arrivare domani. Sono tutte situazioni che dobbiamo cogliere al momento, non possiamo fare un programma generale. Dopo la sosta, piano piano, al momento della sosta, vediamo le condizioni della squadra e possiamo metterci qualcosa dentro, sbagliando o indovinando, perché poi non sempre si indovina, però voglio dire, perlomeno abbiamo un'idea e abbiamo 10-15 giorni per poter fare un lavoro. Oggi c'è sempre la partita, c'è sempre da recuperare qualcosa, c'è sempre da recuperare qualcuno e quindi ci dobbiamo centellinare nell'aumentare o diminuire una fase di allenamento. Quindi non è semplice fare l'allenamento fisico, è più facile fare la tecnica, la tattica, se hai giocatori intelligenti come Pepe Gambino che ti capiscono al momento, e allora è semplice, ma fare la parte fisica è molto più difficile. E ci vuole molta più attenzione, molto più, non dico capacità, ma quantomeno attenzione. Il campo è pesante. Ha maggior ragione, hai visto, già mi fai un altro nome, il campo è pesante, sarà sicuramente pesante domani. Domani non sappiamo se sarà veloce o se sarà pantano. Se non piove probabilmente la palla schizzerà un po' e quindi saremo, essendo anche un po' sabbioso, perché appena fatto il fondo, quindi con più sabbia, potrebbe essere un problema, ma diventa veloce. Se c'è molta più acqua diventa pantano e quindi dobbiamo trascinare la palla. Sono tutte situazioni che poi noi dobbiamo andare a vedere il martedì come siamo arrivati. Domani sarà anche una sfida non solo tra Akragas e Dattilo, ma anche tra Gambino e De Luca. Intanto fa piacere perché comunque sto facendo bene quello che si aspettavano, quello che mi aspettavo. Devo continuare così a lavorare, a crederci sempre, però a questo punto della stagione non sto guardando la classifica cannoniere, ci mancherebbe altro, sarebbe da stupidi farlo. Magari a fine anno può essere una gratificazione in più, però laddove io dovessi vincere la classifica cannoniere e a livello di squadra non arriviamo a raggiungere nessun obiettivo, resta solo l'amaro in bocca. Quindi domani è importante la sfida col Dattilo, non il Gambino De Luca, perché quello non c'entra nulla. A me interessa che l'Akragas faccia di tutto per vincere domani e io assieme ai miei compagni dobbiamo dare più di quello che abbiamo dato fino ad oggi, perché incontriamo la prima della classe, non dobbiamo assolutamente sbagliare, pensando che laddove dovesse arrivare questa vittoria ci agganciamo veramente là sopra a loro e può diventare veramente tutto molto più bello. Dovessi fare un appello ai tifosi, cosa diresti? I tifosi intanto domenica dopo domenica hanno dimostrato di tenerci tantissimo, poi è normale che tutto è legato, ripeto, ai risultati. Noi più vittorie facciamo, più vittorie portiamo, è normale che poi la gente magari ha più voglia di venire allo stadio. Quindi secondo me l'appello c'è poco da dire ai tifosi, perché fino ad oggi, ripeto, hanno dimostrato veramente tanto. Noi speriamo solo di avere sempre lo stadio più pieno, perché come abbiamo detto in queste settimane loro per noi sono una marcia in più, e laddove ci dovesse essere magari un calo durante la partita il loro aiuto, il loro supporto ci può far arrivare al 90° con una forza in più. L'arrivo di Taormina. Ultime battute del girone di andata del campionato di eccellenza. In questa 13ª giornata spicca il match del Seneto tra Akragas e Dattilo, il cui esito finale potrebbe riaprire inesorabilmente il campionato che sembrava in mani palermitane. Attenzione alla sfida Geraci Don Carlo Misilmeri, ma anche a Paramonval Mazzara, scontro tra due squadre in piena salute. La Pro Favara se la vedrà in casa con il rinnovato Oratorio Marineo, mentre lo Sporting Vallone cerca conferme con il Castellammare. Si fa sempre più serrata la lotta per l'alta classifica nel campionato di promozione Girone A.
Il Casteltermine, alla sua 10ª vittoria consecutiva, guida sempre la graduatoria con un punto di vantaggio sull'Unitas Sciacca. Questa 14ª giornata propone anche Casteltermine Camarat, un derby tra vicini di casa, mentre la compagine saccense sarà ospite della difficile trasferta con il San Vito Lo Capo. Gioca in anticipo l'Empedoclina di Angelo Mercante sul campo della Folgore di Castelvetrano, una gara difficile e dall'esito importante per entrambe le squadre. Torna a giocare in casa la Gattopardo contro l'ostico Albatros Lercara. I palmesi cercano la vittoria per allontanarsi dalla bassa classifica. Festa dello sport ad Agrigento. Vediamo. Una manifestazione sicuramente importante che premia i sacrifici sportivi di tanti atleti della provincia. Sì, sicuramente questa è la seconda manifestazione che organizzo da quando sono delegato provinciale, perché mi piace ed è doveroso anche riconoscere i meriti sia agli atleti che in campo nazionale si distinguono, perché qua verranno premiati i primi 3 che si sono classificati nelle varie discipline nei campionati di categoria, anche le società che hanno ottenuto promozioni, che hanno vinto titoli regionali o anche classifiche nazionali. E poi ci sono premiate anche i dirigenti che si sono spesi per la nostra provincia, e la parte principale sarà la consegna delle benemerenze nazionali, che sono 3 stelle di bronzo per i dirigenti e 3 medaglie di bronzo per i campioni italiani del 2018. Quanto è importante organizzare questi eventi? Beh, sicuramente è importantissimo, lo dimostra il fatto che il CONI provinciale, che di per sé non ha associati, non organizza gare, perché noi sovrintendiamo, il CONI è la federazione delle federazioni, ha 2 manifestazioni in programma ogni anno, la consegna delle benemerenze e dei premi CONI provinciali più la giornata nazionale dello sport, per cui è il CONI che vuole che sia veramente riconosciuto il merito sia agli atleti, all'associazionismo in generale, voglio dire, perché ci sono tantissime persone che lavorano anche nell'ombra, che lavorano, voglio dire, facendo i dirigenti facchitotum e portando anche, dico, nella società è importante il genitore che porta il pulmino per portare i ragazzi a gareggiare, dico, quindi è bene dare merito a tutto questo mondo che lavora a favore dello sport, sempre per lo sport pulito, lo sport educativo, dico, quello che effettivamente forma le nuove generazioni. Qual è lo stato di salute dello sport ad Agrigento in provincia? Ma io devo dire che per i risultati agonistici la salute sta veramente molto bene, perché ci sono tantissimi premiati, basta solo dire 14 atleti premiati e sta un po' meno bene a livello di impiantistica sportiva, dico, però voglio dire, non è il caso oggi, che è una giornata di festa, dico, di entrare in questa, diciamo, in queste questioni, dico, magari ci saranno anche altre occasioni, ma oggi ci dobbiamo divertire. Ed è tutto anche per oggi, grazie per averci seguito e arrivederci.